Al suo emendamento si è aggiunto anche quello della maggioranza, poi c'è stato l'intervento di Bucci, in questo senso c'è stato, come dire, anche un accordo di intenti su questa pratica? Sì, diversamente dalla settimana scorsa, quando la stessa pratica passata in commissione con lo stesso mio emendamento aveva trovato l'ostilità della maggioranza, ieri a seguito di un intervento, devo dire, molto lodevole del sindaco Bucci a favore di questo territorio, anche la maggioranza ha convenuto che fosse utile lo stralcio di questa ipotesi e ha presentato alla maggioranza stessa un emendamento simile al mio. Ecco. Quali erano le criticità di un biodigestore a Isolana di Orero? Erano criticità legate al fatto che la VAS non si era potuta esprimere in quanto non conosceva bene l'opera, si sapeva un po' poco di questo impianto, non si sapeva la durata, la capacità, la collocazione precisa, quindi c'era un problema della distanza da abitazione, distanza da fiumi non chiare, quindi la VAS aveva detto che non poteva in questo momento esprimere ancora un giudizio definitivo. E poi l'altra criticità era legata alla popolazione che era preoccupatissima per questo possibile impianto. Comunque era un impianto che non serviva alla valle perché la Val Fontana Buona utilizza già per lo smaltimento del proprio umido l'impianto che è collocato presso l'impianto di Rio Marsiglia. Io credo che la Val Fontana Buona sull'aspetto rifiuti abbia fatto e stia facendo la sua parte con un impianto che è all'avanguardia e che sta sostenendo non solo il problema dei rifiuti della valle ma anche di altri comuni che in questo momento stanno conferendo in quell'impianto. Quindi di per sé ad oggi non c'è bisogno di un'alternativa per questa zona? Essendo dal piano stesso considerato un'ipotesi residua, direi che comunque il piano sta in piedi lo stesso. Ecco. Quindi stralcio vuol dire cancellata, non rimandata? Assolutamente, tutto quello che riguardava l'ipotesi di una collocazione di un biodigestore sulla zona Isolona di Orero è stato completamente stralciato dal piano dei rifiuti della città metropolitana.